In migliaia per dire basta al fake in Italy, i prodotti alimentari stranieri importati dall'estero, trasformati e spacciati per italiani. Al valico del Brennero il primo dei 2 giorni di presidio degli agricoltori di Coldiretti, dove contestualmente ai controlli delle forze dell'ordine verificano il carico dei tir. Molti gli agricoltori veneti partiti alla volta del confine con l'Austria. Mettere a risalto quanto accade purtroppo ogni giorno e quindi l'ingresso di merci dall'estero che arrivano nel nostro paese per poi diventare magicamente made in Italy attraverso la cosiddetta ultima trasformazione. Lo vediamo sul latte, sulle cagliate, in questo momento stiamo fermando dei camion di cosce di prosciutto che diventeranno poi di fatto prosciutto made in Italy. Prodotti lattiero-caseari, carne, frutta entrano nel nostro paese, vengono trasformati, cambia il packaging e diventano made in Italy. Di qui la protesta di Coldiretti per garantire la sicurezza alimentare dei consumatori ed il reddito delle imprese agricole. Sappiamo benissimo che in altri paesi, soprattutto extraeuropei, si produce con magari molecole, prodotti fitosanitari che non utilizziamo più anche da 20 anni a questa parte. Dal Brennero lanciata anche la raccolta firme per una proposta di legge europea di iniziativa popolare sulla trasparenza di quanto mettiamo sulle nostre tavole. Per chiedere e pretendere l'etichettatura dell'origine obbligatoria in tutti i prodotti alimentari, estendendo quindi la normativa che l'Italia ha già avuto come da apripista negli anni passati e che oggi deve diventare estesa a tutti gli altri prodotti.